Dopo il tempo della necessaria recessione, ora è giunto il momento dello sviluppo. Se lo augura Italo Bocchino, vicepresidente di FLI, che stamane ha parlato in conferenza stampa presso il comitato elettorale di Alessandro Enrico. A tenere banco dunque è stata l'attuale condizione economico-finanziaria del paese e l'operato del governo tecnico presieduto da Mario Monti. Il principale motivo della visita palermitana di Bocchino è stato però il sostegno alla candidatura a sindaco di Alessandro Enrico, che dopo le elezioni del 6 e 7 maggio prossimo potrebbe ritrovarsi a Palazzo delle Aquile. Terzo polo a Palermo, con 3 delle sue 4 sigle, sostiene la candidatura a sindaco di Aricò. Noi scendiamo in campagna elettorale con la convinzione di andare al ballottaggio con il nostro candidato e speriamo poi al ballottaggio di poter riunire tutto il terzo polo su un progetto di cambiamento, soprattutto di discontinuità rispetto alla gestione Cammarata. Ormai Palermo è diventata purtroppo una città non decorosa, l'abbiamo detto, e istituiremo subito l'assessorato al decoro urbano per far sì che ci sarà il controllo dei servizi attraverso il controllo delle aziende. Suddivideremo la città in 25 quartieri che saranno i vecchi quartieri degli anni 80, che saranno il punto di controllo di ogni servizio. Controlleremo la nettezza urbana, l'erogazione dell'acqua, l'illuminazione pubblica. Oggi è sotto gli occhi di tutti, Palermo sta vivendo un'emergenza